Ultimi dettagli in vista della visita del capo dello Stato Sergio Mattarella sabato 14 settembre ad Ampezzo in occasione delle celebrazioni dell'80° anniversario della libera Repubblica Partigiana della Carnia e del Friuli Occidentale, nata alla fine dell'estate del 1944, dopo aver messo sotto scacco gli occupanti nazisti e collaborazionisti filofascisti della zona di operazione Alto Adriatico. Fu la più ampia zona libera in tutto il nord Italia. Si estendeva per 2580 km², comprendeva 40 comuni, contava 80.000 abitanti. Come capitale Ampezzo. Ebbe vita breve dal 14 agosto all'8 ottobre del 44. Gettò, dopo 22 anni di dittatura, le basi della moderna democrazia, diritto di voto alle donne e una carta costituzionale. Tornando alla cerimonia di sabato, che TV12 seguirà minuto per minuto, con uno speciale a partire dalle ore 10, Mattarella prenderà parte alle celebrazioni che culmineranno in piazza Zona Libera 1944, dove sono previste anche le testimonianze di rappresentanti della Resistenza. Dopo la cerimonia di Ampezzo, il presidente visiterà privatamente la mostra Il Coraggio, allestita nella casa delle esposizioni di Illeggio. Siamo orgogliosi di avere il presidente Mattarella anche per concludere questi 80 anni e per dare un senso a chi 80 anni fa ha permesso a questi territori di poi poter vivere in democrazia. Quindi siamo orgogliosi di essere riusciti assieme alla comunità di montagna della Carnia a collaborare con l'ANPI provinciale e far sì che il Presidente per la prima volta venga in questi territori.